partendo dallo Spezia che schiera il numero 1 Simone Scuffet, il numero 2 Luca Vignali, il numero 6 Luca Mora, il numero 8 Matteo Ricci, il numero 9 Andrei Galabnov, il numero 10 Federico Ricci, il numero 11 Emanuele Biasi, il numero 13 Elio Capadossi, il numero 19 capitano Corno Terzi, il numero 20 Simone Bastoni, il numero 25 Giulio Maggiore, allenatore mister Vincenzo Italiano, a disposizione il numero 12 Krapkas, il numero 31 Desiardis, il numero 3 Ramos, il numero 5 Marchizza, il numero 7 Burzorg, il numero 16 Bartolomei, il numero 17 Gudjonsen, il numero 21 Ferrer Canals, il numero 28 Erlich, il numero 29 McIntosh Buffonge e il numero 32 Ragusa. E ora i Ramarri, i Neraverdi, il Pordenone con il numero 22 Michele Di Gregorio, con il numero 3 capitano Michele De Agostini, con il numero 6 Alberto Barison, con il numero 7 Davide Gavazzi, con il numero 8 Salvatore Burrai, con il numero 10 Lucas Chiaretti, con il numero 17 Gaetano Monachello, con il numero 24 Tommaso Omega, con il numero 27 Leonardo Candellone, con il numero 29 Alberto Palmici, con il numero 31 Michele Camporese, allenatore mister Attilio Tesser. A disposizione con il numero 12 Jan Luzak, con il numero 4 Mirko Stefani, con il numero 5 Alessandro Begliacco, con il numero 9 Luca Strizzolo, con il numero 11 Daniele Semenzato, con il numero 13 Patrick Ciurria, con il numero 14 Simone Pasa, numero 18 per Davide Mazzocco, con il numero 25 Luca Zanon, numero 26 per Alessandro Bassoli, con il numero 30 Roberto Zammalini. Arbitro dell'incontro del signor Romilotta, assistenti Di Gioia, Maccardino e Aureliano. Vi auguriamo una buona serata, un buon calcio e ovviamente forza Ramarri, forza Pordenone!
Ringraziamo come sempre Fioreria Cristallo di Pordenone per l'omaggio floreale ed ora è tutto pronto per cominciare questa terza gara di serie BKT. Forza da Marli, forza Pordenone! Non è il nostro ben amato Coma, dai.